Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. He's able to burrow beneath the ground like a mole.
A te la linea. Grazie Lorenz, l'anno era il 1979, questo è il mitico disco sono due vinili, De André e la PFM in concerto, Firenze-Bologna 14, 15, 16 e 17 gennaio 1979, questa era Avventura Durango, grandissimo pezzo, bene arrangiato dalla PFM insieme con De André su un suo originale che in realtà a sua volta era una cover di Bob Dylan. Mo per carità, tutto il rispetto per il menestrello, ma De André gliela mollava alla grandissima. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 874 di oggi, giovedì 31 di ottobre dell'anno del Signore 2024. Scusate, mi stavo guardando un attimo qua nello schermo, ho una cravatta stupenda. Stasera devo dire la verità, sto andando in onda a veramente altissimi livelli perché non so se la state vedendo, però veramente una cravatta di altissimi livelli. Mi sono fatto un Windsor con un dimple clamoroso, veramente straordinario. Comunque, cominciamo la nostra trasmissione, permettete, vanitas vanitatum, un po' di vanità, o per dirla con Carmelo Bene, e quel poco di italiane in Algeri che io mi sono, perché come diceva Vittorio Gassman, la verità è che sono anche un po' puttana, ma dicevamo, cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net perché fesso chi non legge radiolibertà.net perché vi perdete liberamente il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, vi perdete le videopillole, vi perdete l'auto da fe di Giulio Cainarca, vi perdete la rassegna stampa di Sammy Varin, vi perdete Pigi Pellegrin, Vincent De Maio, tutto quello che c'è e molto altro di più. Quindi radiolibertà.net ci potete conoscere, sostenere e soprattutto, siccome ora è anche un giornale online, vi potete informare. Allora, bella gente, che ora si è fatta? Le 18:17, vi ricordo sempre le nostre coordinate alle quali incrociamo 0292947222 per il telefono quando lo dirò io e 340 670 9659 per le vostre zap o WhatsApp che potete già cominciare a spedire allegramente a tutto spiano. Potete mandare anche i vostri audio. Oggi pomeriggio io comunque ho cercato, per fortuna il nostro amico Davis, il nostro ascoltatore da Malaga, per fortuna non ha avuto insomma danni o guai, almeno mi è parso di capire dalla conversazione che abbiamo avuto, dovrebbe essere sano e salvo. Ieri non ha sentito la trasmissione, però mi dice che è tutta una tragedia per quanto riguarda quello che sta accadendo in Spagna. Ecco, Davis, se vuoi, 029294 7222, sì, tu, i nostri occhi, lì a Malaga, raccontaci che cosa sta succedendo, perché intanto vi dico qui dalla homepage dell'ANSA, alluvione in Spagna, soccorsi senza sosta a Valencia, il nuovo bilancio è di 158 morti. Attesa una nuova allerta meteo, il governatore si difende dalle accuse sulla mancata allerta. Avvisi già da domenica. Re Felipe avverte, l'allarme non è finito. Il premier Sanchez mette in guardia, restate a casa, schierato l'esercito, cerchiamo casa per casa. Ancora il drammatico racconto, a Valencia perde moglie e figlia, trascinate via davanti a me. La rabbia dei superstiti, non abbiamo né cibo né acqua, nessuno si è fatto vivo per aiutarci. E ancora altre notizie che arrivano sempre da questo nostro vasto mondo. C'è stato l'ultimo saluto alla povera Matilde Lorenzi, morta appunto per un incidente mentre sciava da appena 20 anni. Buona discesa libera e che Dio ti doni il paradiso, ragazza. Ancora abbiamo il caso Argentina, la bimba nata con la surrogata e con i due italiani.
La coppia si è impegnata a non lasciare il paese, la donna è stata contattata su Facebook e aveva già donato gli ovuli a 18 anni. Continuate a raccontarci che è una bella cosa e che non è sfruttare qualcuno per fame. Le 18:20 e ora è il Qui Parlamento. A proposito, prima di Qui Parlamento, buon lavoro al nostro Lawrence d'Umbria che ci permette anche stasera di essere qui tra voi. Vediamo un po' se siamo pronti per Qui Parlamento e andiamo. Vediamo un attimo. Nel mentre mi ha chiesto un attimo, vi ricordo un attimo appunto... e adesso risponde. Sì, non ti preoccupare, vai tranquillo. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra. Naturalmente è interessante. Stasera parliamo tra l'altro del disegno del progetto di legge sul garante delle vittime con l'onorevole Jacopo Morrone e naturalmente aspettiamo di contattarlo, questo proprio perché è lui il nostro gradito ospite questa sera per quanto riguarda il Qui Parlamento. Vediamo se ok, adesso è pronto. Pronto? Qui Parlamento. Oh, buonasera all'onorevole Jacopo Morrone, ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito, grazie. Grazie a lei del suo tempo, onorevole. Senta, allora, un garante delle vittime, per che cosa in particolare questo disegno di legge? Ce lo vuole spiegare un po'? Questo progetto di legge è per istituire un garante delle vittime. Noi abbiamo il garante dei detenuti, abbiamo il difensore civico, ma non abbiamo nessuna tutela per la vittima, non anche naturalmente non per la vittima in sé per sé, ma per di un reato, di un omicidio, che sono spesso i parenti. Immaginiamo quando purtroppo c'è le tragiche notizie dove vediamo che muore il padre, muore la madre, magari lascia dei figli, lasciano degli anziani e quindi manca una fonte di sostentamento. In quel momento la famiglia che è vittima del reato non ha alcun sostegno da parte di nessuno e il garante appunto delle vittime dei reati può aiutare, soprattutto nei primi momenti, a dare un aiuto psicologico, a coordinare le varie regioni, di modo che siano istituiti dei servizi per aiutare le vittime a sorpassare questo momento tragico. Perché noi abbiamo la persona che è scomparsa purtroppo per quello che è accaduto, ma ci sono tante persone che convivevano, che vivevano, soprattutto nelle famiglie più semplici, abituate a un tipo di vita ordinaria, che viene sconvolta la vita dalla mattina alla sera e non hanno nessun tipo di aiuto. Si pensa spesso e volentieri ad aiutare addirittura anche il colpevole di quel delitto in certi casi, perché ricordiamo che, come giusto che sia, può avere poi in carcere una tutela psicologica, può avere un aiuto. Invece per quelle che sono le vittime che rimangono all'esterno, spenti i riflettori mediatici, se non c'è un aiuto del terzo settore o privato da parte di qualche associazione o qualche raccolta cittadini, si trovano spesso senza nessun tipo di aiuto. Ecco, questo garante deve aiutare a livello istituzionale, essendo appunto le istituzioni, a creare servizi, a coordinarsi di modo che in tutta Italia ci sia lo stesso trattamento, lo stesso servizio per questi che noi chiamiamo e che sono vittime di reato. Ecco, e questa mi sembra una cosa ampiamente civile, se mi posso permettere, e quindi avanti con questo progetto. In che fase ci troviamo adesso? Noi l'abbiamo presentato alla stampa, noi dei nostri parlamentari della Lega, noi adesso agli altri gruppi di poter partecipare, amplieremo questo consenso perché è un progetto che non vuole avere una bandierina o una casacca politica, ma è di buon senso e io spero, avendo curato in passato durante gli anni in cui ero al governo come sottosegretario alla giustizia, il codice rosso, riforma di diritto abbreviato e tante altre norme, mi auguro che si possa avere un consenso più ampio, si possa incardinare e si possa avere presto una norma che istituisca appunto questo garante, che possa poi coordinare le regioni, le province, i comuni e si possa così arrivare presto a dare un servizio e una prestazione per queste persone che si trovano in difficoltà dalla sera alla mattina. Io dico sempre, nessuno decide di diventare una vittima del reato purtroppo e soprattutto queste vittime del reato sono soggetti afoni,
cioè che non riescono a esprimersi, a parlare, a far vedere i propri diritti. Infatti, senta, le pongo una domanda nelle sue vesti di segretario appunto della Commissione Giustizia alla Camera. Onorevole, senta, ma queste polemiche che sono in corso per quanto riguarda i ricorsi dei magistrati in merito al decreto del governo a proposito dei paesi sicuri, addirittura è stata evocata la Germania nazista, sono andati a cercare a fare degli esempi, diciamo, probabilmente un po' paradossali, visto e considerato che grazie a Dio in questo paese i diritti umani sono ampiamente tutelati. A maggior ragione le dico, come deve cambiare la dialettica tra politica e magistratura? Bisognerebbe che ognuno rispettasse di più il suo ruolo e soprattutto che non ci fosse una prevaricazione da una parte né dall'altra, nel senso che purtroppo accade che ci siano alcuni, pochi per fortuna, magistrati che prevaricano il proprio ruolo e diano non un'interpretazione, ma addirittura comunque un'interpretazione talmente estensiva appunto da modificare o altro. Ci sono alcuni politici che sono in grado invece e commentano spesso, sempre volentieri, le sentenze. Ecco, bisognerebbe che i ruoli fossero più rispettati l'uno con l'altro. C'è chi fa le leggi, che è il Parlamento, quindi il potere legislativo, il potere giudiziario che deve farle in un certo senso cercare di farle applicare. Quindi bisognerebbe che i poteri dello Stato fossero riconosciuti. Purtroppo poi ci sono, come in questa situazione, particolari storie, particolari persone o in questo caso magistrati che molto probabilmente hanno un credo politico differente da quello che c'è il governo oggi, quindi fanno valere quello che è al di fuori di quelle che sono le competenze o di quello che sono il loro legittimo operare o lavorare. Quindi io quello che penso e mi auguro è che si faccia chiarezza una volta per tutte. Mi auguro che non si cerchi di bloccare o di ostacolare sempre quello che è il lavoro del governo, il lavoro del Parlamento, perché diversamente ci mettiamo in difficoltà e diamo un cattivo servizio a quello che sono i cittadini, che sono poi quelli che ci rimettono. Sono stati indicati dei paesi sicuri, ce ne sono altri che sono insicuri, si cerca di distinguere quello che è un migrante economico da quello che è veramente un migrante che scappa dall'emergenza, dalla necessità, dalle guerre, e quindi ci sono delle norme che cerchiamo di fare rispettare. Mi auguro che non ci sia una sorta di protagonismo da parte di alcuni pochissimi magistrati per mettersi in luce, per farsi vedere, per cercare di ostacolare quella che è l'opera di un governo che sta cercando di fare bene e non ci sta riuscendo, perché il consenso è quello che mi dice che si sta andando dalla parte giusta. Poi cercare di fermare l'immigrazione clandestina e invece dare, se vogliamo, ancora più spazio a quella che sia l'immigrazione regolare, penso sia nel rispetto delle leggi, ma soprattutto uno dei, non tanto cavallo di battaglia, ma una delle prerogative della Lega. Noi ci siamo riusciti, quando Matteo Salvini era ministro, a bloccare addirittura gli sbarchi. Oggi i tempi sono differenti, un ministro, nonché segretario della Lega, è sotto processo per fare il proprio lavoro, e quindi mi auguro che la magistratura non impaurisca neanche quello che è chi deve amministrare, perché lavorare nella paura e nel timore, lei si immagini se un ministro oppure chi cerca di fare il proprio lavoro debba temere di essere un giorno condannato, processato da un processo mediatico, giudiziario, quindi il potere dell'amministratore è fortissimo, quindi io mi auguro ci sia la massima collaborazione e si cerchi di mantenere il proprio ruolo nel rispetto delle proprie funzioni e di quelle che sono le regole civili. Senta, questo perché lo diciamo a beneficio di quelli che credono che i politici in Parlamento non facciano niente. Ora invece mi rivolgo a lei in quanto presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e altri illeciti ambientali e agroalimentari. Ecco, onorevole, senta, ma a che punto è la notte nella Terra dei Fuochi e soprattutto nel resto d'Italia? Perché della Terra dei Fuochi e di tutti gli altri luoghi in cui ci sono questi scempi ecologici non si parla mai, quindi a maggior ragione lo chiedo a lei. Guardi, noi abbiamo diverse inchieste in questo momento che abbiamo aperto. La Terra dei Fuochi
è un'inchiesta, quindi andrà avanti con la relazione. È stato fatto tanto, bisogna dire la verità. È vero anche che lo Stato ha investito tanti denari, perché purtroppo quando si commette un reato ambientale, soprattutto un reato che non grava solo se stessi o il momento storico in cui si vive, ma grava e viene a ripercussioni anche successivamente, ha ripercussioni anche sul futuro, sui bambini, sui figli, sulle generazioni successive. La Terra dei Fuochi è stato investito tanto in materia di forze dell'ordine e quindi non è più il fenomeno di cui si parlava 15-20 anni fa. Oggi purtroppo però le Terre dei Fuochi sono in altri lidi, sono nelle Puglie, sono in altre località, in altre realtà, nel traffico transnazionale di rifiuti, quindi il tema dei rifiuti è un tema molto delicato ed è un qualcosa di cui bisogna parlare e discutere, perché il rifiuto al giorno d'oggi con la tecnologia non è più un rifiuto, ma può diventare una risorsa. Quindi se riusciamo a sfruttarlo come risorsa può produrre energia, se riusciamo a sfruttarlo come risorsa può essere recuperato. Quindi bisogna cercare di cambiare anche quella che è una certa mentalità, favorire sicuramente quella che è una raccolta differenziata, cercare di riciclare, cercare di riutilizzare, quindi è un percorso che stiamo facendo. E noi quello che stiamo cercando di fare, oltre che le nostre attività di inchiesta, è anche di fare delle proposte normative perché si possono dare il più presto possibile gli strumenti necessari alle forze dell'ordine per intervenire ed essere efficaci e cambiare e invertire laddove in determinate zone d'Italia in particolare e non solo ci siano ancora delle situazioni in cui c'è in particolare criminalità organizzata che lucra sul rifiuto danneggiando la nostra salute e il nostro ambiente. Quindi la Terra dei Fuochi è una delle tante inchieste che abbiamo, ma dico la verità, è stato fatto tanto, quindi è ovvio che ci sono delle situazioni talmente drastiche che la bonifica è molto complessa e ci sarà una messa in sicurezza perché sono disastri ambientali veri e propri, però è stato fatto tanto, quindi la Terra dei Fuochi, quindi tutti questi fuochi che c'erano 20 anni fa oggi non ci sono più, sono solo in parte. Ci sono ancora tante persone che purtroppo non seguono le regole, quindi questi rifiuti vengono buttati a lato delle strade, vengono discaricati nei campi, oppure come abbiamo visto in Puglia, nelle gravine, nei campi di ulivi, ecco. Però dobbiamo dire la verità, c'è un'attenzione maggiore, questo grazie alle associazioni, grazie alle forze dell'ordine, grazie come anche alla commissione d'inchiesta, che con le numerose inchieste, con l'azione dei riflettori, stiamo cercando di risolvere questo problema. Poi c'è un problema di smaltimento e anche lì bisogna sempre, io lo dico, ragionare con razionalità, senza andare a inseguire l'ideologia e sempre verificando quello che è un costo-beneficio. Quindi se noi riusciamo a portare avanti questi principi sacrosanti, si migliora anche il sistema dei rifiuti che lo diciamo la verità, è molto molto costoso e tanti italiani non ci pensano perché naturalmente non vedono i numeri, non vedono i costi. Purtroppo io che vedo numeri, vedo costi, ma che renderò anche noti, significherà vedere quando un rifiuto, una tonnellata di rifiuti in una determinata regione o provincia, per esempio provincia autonoma di Trento o di Bolzano, può valere 80-90 euro la tonnellata, lo stesso smaltimento della stessa tonnellata di rifiuti, parlando in altre regioni d'Italia, può arrivare anche a 200, 300, 380, 400, il rifiuto può anche prendere delle corsie, andare in Danimarca, andare in Olanda, oppure in altri paesi, quindi è un tema molto ampio di cui bisognerebbe parlare a lungo, però ecco, quello che stiamo facendo, abbiamo acceso i riflettori, abbiamo le proposte normative, abbiamo l'inchiesta, le relazioni e ci auguriamo di fare la nostra parte. Molto bene, grazie onorevole, alla prossima allora, avremo modo di parlare più diffusamente di questo, grazie. Qui Parlamento. Adesso andiamo in pausa e poi Epos Gabriella Ronza ci parla di miti e riti di iniziazione. A tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
cave, monti, foreste o boschi. Il secondo step è quello del periodo di margine, in cui avviene la trasformazione dell'individuo con o senza segni visibili esteriormente. Questi avvenivano ad esempio con mutilazioni o con tatuaggi di tipo sacro. Gli iniziati devono affrontare delle prove, spesso dure o disgustose, che devono ripercorrere l'idea di una morte simbolica seguita da una rinascita. Terzo step è aggregazione alla comunità di iniziati, per cui il neo-iniziato deve sottomettersi a pratiche di tipo purificatorio, deve rispettare il silenzio o un digiuno e gli viene molto spesso affidato un nuovo nome, perché è il nome che dà potere sulle cose. Le iniziazioni sussistono in pratiche religiose, misteriche e in società segrete, perfino in luoghi di aggregazione comune. Pensiamo ai riti di iniziazione nelle leggendarie società segrete dei college o delle università. Non è un caso che questi luoghi siano frequentati da individui in quello stato di passaggio dall'adolescenza, vissuta all'interno di un ambiente scolastico, e l'età adulta da vivere nell'ambiente lavorativo. Le università, i college sono la giusta via di mezzo per permettere appunto questo passaggio. Sono insomma dei luoghi di raccordo. Se volessimo interpretare metaforicamente tutto questo, anche la vita stessa è un rito di passaggio. C'è il distacco iniziale con la nascita, l'allontanamento dal corpo della madre, e c'è la crescita con tutte le sue prove e difficoltà, i suoi momenti di rabbia, di silenzio e di esclusione, per arrivare all'età adulta in cui si viene accolti nel mondo della società. Ai riti di iniziazione si possono legare tanti argomenti. Fatemi sapere nei commenti se siete interessati. Io vi saluto e vi lascio con un bacio. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà alle 18:38 e 10 secondi. E adesso noi andiamo a fare un viaggio nel passato. Oggi Carlo Cambi non c'è, l'ufficio Cambi tornerà tra una settimana. Allora possiamo fare un viaggio nel passato perché si è tornato a parlare in questi giorni del mostro di Firenze. In particolare sapete che è rispuntata questa pista del cosiddetto Rosso del Mugello, un tale che forse avrebbe avuto a che fare con gli inquirenti o comunque avrebbe avuto a che fare con gli ambienti della magistratura fiorentina, e questo gli avrebbe permesso di dribblare eventuali indagini sul suo conto. Felice Manti se ne è occupato di questa storia, lo conoscete, è un validissimo collega, valente inviato del Giornale, collega che naturalmente batte piste di cronaca per nulla comode, e qualche giorno fa è stato ospite anche del programma di Salvo Sottile, Far West, nel quale è tornato a parlare anche lui di questo Rosso del Mugello. Abbiamo provato a fare un po' il punto della situazione. Lorenz, se sei pronto, vai pure col faccia a faccia. E allora stasera Zoom è tornato a trovarci un amico, oltre che valentissimo inviato del Giornale, Felice Manti, che ringrazio del suo tempo e della sua cortesia. Felice, ascolta, io ti ho visto venerdì 25 ottobre in Far West, la trasmissione di Salvo Sottile. Si parlava del mostro di Firenze, soprattutto della figura del cosiddetto Rosso del Mugello, un uomo, un portinaio eventuale o comunque un collaboratore del Tribunale di Firenze, che quindi, avendo informazioni di prima mano, sarebbe sempre riuscito a farla franca, a commettere gli omicidi tra il 74 e l'85. Va detto anche che questa pista del Rosso del Mugello nel corso degli anni si è fatta risentire ed è stata spesso indicata. Qualcuno la considera semplicemente una sorta di depistaggio, qualcun altro invece dice è soltanto un identikit e niente più. Però ecco, cosa c'è stavolta che può cambiare davvero la scena? Intanto grazie ancora del tuo tempo.
Ma diciamo, intanto c'è la scienza, nel senso che in questi giorni potrebbero essere stati già disposti e potrebbero essere disposte delle autopsie sul cadavere delle ultime vittime della coppia, la coppia di turisti francesi, sul cadavere di Vinci, che era uno di quelli accusati di essere il mostro di Firenze, e se la famiglia consente anche sul cadavere di una delle vittime, che potrebbe avere il DNA del mostro sotto le unghie. Questo DNA si potrebbe confrontare con quello rinvenuto nelle 3 buste che sono state recapitate ai 3 magistrati che si occupavano della vicenda dal mostro. Quindi noi abbiamo la certezza ragionevole che le 3 buste inviate ai magistrati sono del mostro. Quindi basterebbe confrontare quel DNA sulle vittime, che con le nuove scoperte si potrebbe tranquillamente rintracciare se ci fosse, io penso di sì, con il DNA della busta, per capire se le identità, se i 2 DNA corrispondono, e soprattutto se corrispondono ai soggetti che erano messi nella lista del mostro, la lista famosa della SEM, della squadra antimostro, oppure no. Ieri nel corso della trasmissione è venuto fuori che c'erano circa 200 persone iscritte in questa lista per vari motivi, e questo Rosso del Mugello non c'era. Perché il Rosso del Mugello è interessante? Questo lo si deve soprattutto al lavoro di Paolo Cocchi, che è uno degli esperti, dei consulenti della difesa, dei legali, dei familiari delle ultime vittime, no? Che non sono attribuite neanche a Pacciani, ecco perché il loro diritto è ancora insoluto. Cosa dice il Cocchi? Cocchi fondamentalmente dice che c'è questo soggetto, il Rosso del Mugello, che avrebbe 2 rilievi molto interessanti, anzi facciamo 3. Il primo rilievo è che lui sarebbe coinvolto in un furto in un'armeria, da cui sarebbero scomparse 5 beretta e ne sarebbero state recuperate solamente 4. La beretta calibro 22 sparita è esattamente l'arma del mostro, e quindi questo è il primo elemento che lo rende, diciamo, sospetto. Il secondo elemento è che questo soggetto aveva dei precedenti per violenze nei confronti di una ragazzina di 17 anni che si sarebbe ribellata alle sue, diciamo, avanze sessuali, e per questo lui sarebbe stato condannato. Il terzo elemento interessante è che questo soggetto avrebbe lavorato insieme a un importante magistrato, ieri è venuto fuori il nome, ovviamente anche questo è oggetto di una importante verifica, però diciamo che fondamentalmente questo soggetto aveva accesso a tutta una serie di informazioni, perché appunto lavorava insieme alla procura, e fondamentalmente questo soggetto avrebbe avuto il vantaggio tattico di sapere in anticipo, diciamo, quali erano le mosse. E questa cosa la dice Cocchi ieri sera, dopo gli ultimi omicidi avevano disposto diciamo dei pattugliamenti in sabato e la domenica, che erano i giorni preferiti dal mostro per colpire. I turisti francesi sarebbero stati colpiti nella notte tra giovedì e venerdì, o tra venerdì e sabato, certamente non sabato. E questo sarebbe un altro elemento che farebbe capire che questo soggetto era in possesso di queste informazioni, cioè se avesse agito domenica poteva essere scoperto da questo pattugliamento che faceva Polizia e Carabinieri, deciso appunto dalla procura. Sulla data vera della morte di questi 2 turisti c'è tutto il tema diciamo della datazione oggettiva, perché secondo alcuni esperimenti fatti dalla difesa di questi dei parenti di queste 2 vittime, la datazione esatta della morte di questi soggetti sarebbe più probabilmente tra giovedì e venerdì che tra venerdì e sabato, per una serie di elementi molto complessi da raccontare, ma insomma per le condizioni del cadavere, tutta una serie di situazioni, no? Sì. Questa cosa sarebbe importante anche per smontare definitivamente la pista, diciamo, che vorrebbe il coinvolgimento di Lotti e dei compagni di merende. Perché? Perché uno dei super testimoni di questa vicenda avrebbe detto che appunto l'omicidio sarebbe stato commesso tra sabato e domenica, o tra venerdì e sabato, e se l'omicidio fosse stato commesso 24 ore prima, questo dimostrerebbe che il soggetto che ha fatto questa deposizione, cioè Lotti, non avrebbe, diciamo, mai partecipato a queste vicende, ma avrebbe semplicemente millantato la sua presenza diciamo nella scena del delitto. Quindi su questa vicenda qua si intersecano decine di situazioni che non tornano. La vicenda del Rosso del Mugello potrebbe essere uno di quei strani elementi che invece farebbe tornare tutto, compreso il fatto che, lo dice una testimone oculare, quest'uomo avrebbe dato un passaggio a questa ragazza e durante questo tragitto le avrebbe rivelato che a una magistrata sarebbe arrivato un lembo del seno di una delle vittime.
Sì. La notizia la ragazza l'avrebbe appresa nel weekend, diciamo venerdì, ma ragionevolmente questa cosa si è saputa lunedì. Quindi quando la ragazza, ieri ha detto la trasmissione, ha saputo di questa cosa lunedì, ha capito che il soggetto che l'aveva accompagnata era in possesso di informazioni che nessuno aveva, quindi poteva averla solamente lui. E questa figura sarebbe sostanzialmente compatibile e sovrapponibile con quella appunto di questo Rosso del Mugello, un uomo conosciuto nella zona che appunto lavorava come custode, come portiere nel Palazzo di Giustizia, che aveva un legame molto forte con un magistrato della procura, che aveva due precedenti molto interessanti rispetto alla vicenda che l'avrebbero dovuto, diciamo, mettere nella lista dei sospetti, cioè la sparizione della beretta del 22, arma del mostro, e questi precedenti per violenza sessuale. Quindi, insomma, un quadro molto complesso. In tutta questa vicenda qui, la cosa importante da dire è che la procura non ha tutta sta voglia di riaprire questa storia, e questo forse è l'elemento più più spiacevole della vicenda, perché come noi sappiamo sempre, caro Antonino, la giustizia ha delle strade e la verità spesso e volentieri percorre altre strade. Raramente queste due verità si incontrano, la verità giudiziaria e la verità storica, e raramente vanno a braccetto, e questo è un problema grosso per questo paese. Diciamo che sono passati così tanti anni che forse sarebbe il caso eventualmente di aiutare i parenti di queste vittime ad avere una verità, e quindi aiutare anche i parenti dei coniugi francesi, dei ragazzini francesi che sono al momento senza una verità e senza giustizia, a capire se questi eventuali collegamenti sono frutto di gestioni giornalistiche, sono frutto del lavoro di questi consulenti della difesa un po' fantasiosi, oppure se effettivamente c'è una reale rispondenza tra questi elementi di sospetto e la prova scientifica. Quindi abbiamo delle prove scientifiche che non possiamo ignorare. La procura da questo punto di vista ci sente poco, e c'è anche un braccio di ferro con il Ministero della Giustizia e con il GIP del Tribunale, che hanno più volte sollecitato la procura a fornire ai legali dei parenti delle vittime tutte le prove necessarie per fare luce su questa vicenda, e ancora questa cosa non si è verificata del tutto, e questo è l'aspetto più spiacevole di tutti. Infatti, aggiungerei pure un'altra cosa. Ho visto anche l'enigma della macchina per scrivere, questa Remington che è stata acquistata da un documentarista, e la discussione che c'è stata con la grafologa a proposito della compatibilità tra il carattere utilizzato da questa macchina, il modo che ha per scrivere, e le missive che peraltro due sono state recapitate a mano ai magistrati. Sì. Ecco, sì. Questo è il tema, questo è il tema più interessante, nel senso che questa macchina per scrivere sarebbe appartenuta proprio al Rosso del Mugello. Il perito, il consulente Paolo Cochi, il documentarista Paolo Cochi, che l'ha ritrovata e l'ha acquistata per conto della difesa, è convinto che le 3 missive siano partite da quella macchina per scrivere. Se ci fosse da parte della procura un incerte probatorio, comunque una perizia, quindi della procura o del tribunale, non di parte, ma del tribunale o della procura, per stabilire che effettivamente quelle lettere sono partite da quella macchina per scrivere, questo restringerebbe ancora di più il campo rispetto all'eventuale responsabilità del Rosso del Mugello su questa vicenda, perché è acclarato che queste 3 lettere, queste 3 missive sono certamente attribuibili al mostro, anche se è corretto anche ipotizzare il fatto che il mostro non fosse fondamentalmente da solo, ma potesse anche far parte, questa è una delle cose in cui ci è anche vagheggiato in questi anni, facesse parte di un gruppo di soggetti che appunto aveva partecipato più o meno attivamente agli omicidi, quindi non è detto neanche che tutti gli omicidi siano attribuibili alla stessa persona o alle stesse persone, questo per rendere il quadro ancora più complesso. Ovviamente parliamo di indagini fatte 50 anni fa, con i metodi forensi di 50 anni fa, con la semplicità o con la leggerezza con cui tanti anni fa si facevano certe indagini, soprattutto in zone come Firenze, che era una zona dove non succedeva praticamente nulla, perché quella vicenda ribaltò completamente il modus operandi della procura, per cui tante leggerezze, tante situazioni in cui le procure erano fondamentalmente delle porte girevoli in cui entravano e uscivano un sacco di soggetti, non tutti attinenti alle indagini, certamente ha segnato, minato la credibilità dell'indagine complessiva, e tutti sappiamo che la condanna di Pacciani
francamente fa a pugni con tutte quelle che sono diciamo, le considerazioni che oggi si possono fare sull'efferatezza dei diritti e sulla capacità di quella persona di compiere effettivamente quei reati efferati con quella perizia. Certo. Questo è Ecco, il dramma di tutto, no? Anche sì. Pacciano è diritto a una verità. No? Questo è poco ma sicuro, direi, perché se no non avrebbe senso stare a parlare di giustizia dopo un periodo peraltro così lungo, dopo 40 anni da questi fatti, 40 anni da questo dramma. Insomma, però vedi, c'è sempre una domanda: perché? Posto il fatto che in ogni caso questo Rosso del Mugello, più o meno a spanne ragionavo, fosse più o meno nato attorno al 1935, quindi presumo sia Allora, morto da un po'. dovrebbe essere classe 1938, per quello che ci risulta. Quindi se fosse ancora vivo ne avrebbe No, 86. Con ragionevole certezza posso dirti che il soggetto non è più vivo, è morto. È morto lui, è morto Bevilacqua, che era quello considerato, diciamo, a torto a ragione, parte della vicenda, perché come saprai c'è stata anche la vicenda di Zodiac, no? Sì. Un giornalista amicone sul nostro giornale, disse fondamentalmente che lui era convinto che l'assassino che il mostro di Firenze fosse un certo Bevilacqua, che era il custode del cimitero, che era di fianco alla piazzola degli Scopetti dove morirono appunto questi turisti. Questo Bevilacqua depose anche in tribunale nel processo a Pacciani, e già dalla sua deposizione molti legali si interrogavano sul fatto che questo soggetto sapesse molte più cose di quelle che avrebbe dovuto sapere, proprio perché erano magari protette dal segreto investigativo. E diciamo, questo soggetto avrebbe detto a questo collega amicone che lui era fondamentalmente Zodiac, che era sia il mostro di Firenze che Zodiac. Ovviamente la pista era molto affascinante, ma diciamo, al momento non sembra che abbia tutti questi, diciamo, tutte queste conferme. Però diciamo anche questo elemento è un elemento molto interessante che fa capire anche come, diciamo, le ipotesi diciamo, sulle responsabilità del mostro fossero molteplici e duplici, e diciamo, no? E si sono interessati tanti soggetti a queste vicende, a dimostrazione di come le indagini sono state fatte in maniera un po' troppo, diciamo, raffazzonata. Ci siano tanti possibili colpevoli, lo dimostra. Ma, come dicevo, bisogna dare una verità anche a Pacciani, che finisce per essere, diciamo, secondo me accusato ingiustamente di questo omicidio, proprio perché non aveva la capacità e la perizia di fare quel genere di ferite chirurgiche che sono state fatte alle vittime. Poi possiamo anche discutere sul fatto che probabilmente diciamo, la vicenda del mostro non sia stata perfettamente compresa al momento, proprio perché diciamo, la magistratura non era mai stata italiana, non era mai stata, diciamo, alle prese con un teorico serial killer. Il mostro di Firenze di fatto è stato il primo killer seriale della criminologia italiana, e per cui diciamo era un profilo come dire criminale che l'Italia non aveva praticamente mai avuto, per cui anche questo va, diciamo, a parziale giustificazione della risposta, diciamo, debole che è stata data. È anche vero che insomma in questi anni la magistratura non ha mai dato granché dimostrazione di essere all'altezza del carico di lavoro che doveva sostenere. Ci sono troppe verità diciamo, che sono rimaste appese: Piazza Fontana, Piazza della Loggia, l'Italicus, la strage di Bologna, Ustica. Dicevo, troppi sono i punti interrogativi che diciamo, l'Italia ha lasciato nel corso della sua storia recente, no? Nella storia repubblicana democratica. E diciamo anche che l'alibi del depistaggio è sempre stato un'ottima scorciatoia di una magistratura incapace, no? Che si dice sempre: c'è stato il depistaggio, capito? Però voglio dire, chi l'ha fatto questo depistaggio, no? Quindi diciamo che questi due elementi, una magistratura scarsa e una serie di intelligence molto più in gamba dei magistrati, hanno sempre, diciamo, negato a questo paese la possibilità di avere una risposta sicura, oggettiva, chiara, sempre se questa risposta è possibile, perché lo sappiamo di noi che appunto la verità giudiziaria e la verità storica vanno sempre, diciamo, non vanno quasi mai a braccetto. Però insomma anche alcuni diritti politici come quello di Moro, come quello di Pecorelli, sono sempre rimasti
oro, stagno, sono sempre rimasti, diciamo, in un ambito di vero, non vero, zone grigie, zone non oscurate. Non parliamo delle indagini di mafia del 92-93 che sono oggi all'attenzione dell'opinione pubblica, con dei magistrati importanti come Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone, che sono accusati di aver sottovalutato l'inchiesta dei Rosso su Mafia Appalti, che invece piaceva molto a Falcone Borsellino, e non si capisce bene se effettivamente sia stata l'inchiesta Mafia Appalti che abbia portato alla morte di Falcone Borsellino. Insomma, le risposte sono sempre troppe da dare e da qualche parte bisognerà pure ricominciare. Alla fine, come dicevi giustamente tu, dal morto di Firenze sono passati quasi 60 anni, perché il primo omicidio è del 68. Insomma, sarebbe il caso di anche di fare un po' di mea culpa, mettiamola così, no? Di ammettere che per tanti motivi queste risposte non sono state date e che oggi, per fortuna o purtroppo, la scienza, con l'autopsia, con le prove scientifiche, col DNA, è in grado di dare un nome e un volto a questi soggetti. Perché non farlo? Perché avere paura di questa verità? Perché si rischia di infangare il buon nome di un importante magistrato che avrebbe avuto delle relazioni un po' borderline con questi soggetti. Però sappiamo anche che in quegli anni confidenti, informatori, diciamo, no, per testimoni, erano sempre, diciamo, c'era una commissione, non erano mai state regolamentate questi rapporti tra poliziotti, pentiti, finti pentiti, collaboratori, quinte colonne. Insomma, la storia del terrorismo rosso e del terrorismo nero è piena di questi soggetti che entravano e uscivano dalle procure, entravano e uscivano dai covi dei brigatisti. Insomma, no, anche sul caso Moro sappiamo che ci sono delle interferenze, delle correlazioni tra carabinieri infiltrati, poliziotti infiltrati. Insomma, la vicenda di Tobagi, un altro insegnamento, un altro giornalista morto per una morte che si poteva forse evitare. Insomma, sono tante le situazioni di contaminazione che hanno impedito la verità e tanti erano i soggetti che potevano essere interessati a interferire in queste indagini. Ma alla fine, voglio dire, la magistratura deve in qualche modo rispondere alla sua missione, no? È come quei medici che dicono il paziente è morto perché, però il lavoro tuo operare, se non sei in grado di operare, se non sei in grado di curare, ragazzi, è un problema, no? Chiaro. E lo vediamo anche oggi che la magistratura è un problema, perché i conflitti con la politica restano irrisolti, come resta irrisolto la capacità della magistratura di dare delle risposte al paese e anche di rappresentare, rispetto ai soggetti esterni che vogliono investire in questo paese, un punto di riferimento chiaro. Ci sono molti imprenditori che non investono in Italia perché la giustizia non funziona, e questo è un problema economico, non è solo un problema di giustizia o di equità sociale. Infatti. Noi ogni anno paghiamo fior di milioni per errori giudiziari e ingiusta detenzione. Questa cosa deve finire, perché non è possibile. Poi è giusto e legittimo da parte loro dire il magistrato sbaglia e ha il diritto di sbagliare. Perfetto. Ma chi paga? Infatti. Chi paga per l'attore che per 10 anni, l'attore del Posto al Sole, che per 10 anni è stato in una tritacarne mediatico, accusato di essere il tecnico di una banda di persone che rubavano telefoni, computer, no? Che adesso dopo 10 anni viene assolto, ma dopo 10 anni a questo, ma chi glielo restituisce? L'onore, la reputazione, il lavoro che ha perso, tutto, chi glielo restituisce? Chi? Esatto. Quanto vale questa roba qua? E perché ogni volta dobbiamo aspettare il casus belli per interrogarsi sempre su queste vicende qua? Anche la reputazione di Pacciani in qualche modo va restituita, no? Va ricostruita. Cosa aspettiamo? Perché dobbiamo far passare tutto questo tempo? Perché per coprire gli errori di chi? E perché? Infatti. Queste sono le domande che noi giornalisti ci poniamo. Poi ci dicono che siamo ficcanato, che siamo rompicoglioni, che siamo rompiscatole. Va bene, per carità di Dio, però insomma le chiacchiere da questo punto di vista stanno a zero. Questi sono fatti, non sono ricostruzioni indiscutibili, no? Non c'è una verità sul mostro di Firenze, non c'è una verità su Ustica, non c'è una verità sulla strage di Piazza Bologna, di Bologna, della strage di Bologna, su Piazza Fontana, sull'Italicus, non c'è una verità sulla bomba di Gioia Tauro, sulle morti di Falcone Borsellino, su Moro, su Pecorelli. Ragazzi, ma insomma, che facciamo? Da qualche parte qualche verità dovrà spuntare. Senti Felice, che cosa ci possiamo aspettare in conclusione nei prossimi giorni? Io mi aspetto che ovviamente i legali insistano su questa prova scientifica. Dovrebbero arrivare i risultati dell'autopsia sul corpo di Vinci. Se Vinci aveva una pallottola conficcata, diciamo, vicino al cuore, per una sparatoria di cui era stato vittima qualche anno prima,
La moglie è convinta che quello del cadavere trovato nell'auto insieme a un amico non sia il corpo di Vinci. Se quello non dovesse essere il corpo di Vinci, si riaprirebbe anche la pista sarda, cioè la pista legata al primo omicidio del mostro di Firenze, che sarebbe maturato in un ambito diverso rispetto a quello del mostro, perché appunto Vinci credo che fosse il fratello della fidanzata del fidanzato di una delle vittime, e che quindi quel delitto fosse maturato in un altro contesto, no? Però certamente se ci fosse stato un depistaggio sul ritrovamento del cadavere di Vinci, quello sarebbe il segno anche che il depistaggio c'è stato, che questo è fuori dubbio che ci sia stato, ma anche prova per capire chi. Quello potrebbe essere un elemento interessante. E allora restiamo sintonizzati e vediamo che cosa succederà. Grazie ancora. Grazie a te e alla tua pazienza. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Se Rumi in quater colpa d'ola e Rodolfo il Gaina e Pepe quater amis, quater malnat vegnus insieme a compagni di gat e fa la guerra in Albania e su in montagna c'ha pairat negher tudesc della Wehrmacht mi fan morire doma pensac me mancata in un'imboscata pigne pesciate una fusilata. Mami, 40 di 40 notti a San Vitura c'ha i pot, dormi de campi e de malat. Mami, 40 di 40 notti, sbattute su, sbattute giù, mi son de quei che parlano. Il commissario una mattina e me manda ciamali per lì, noi siamo a ca, non senti alcun, e il me diceva sto brutteron, e il me diceva ai tuoi compari, noi li pigliasse senza di te, ma se parlasse io firma ca, il tuo condono, la libertà. Si nu fesse che si contento di stare solo e chiuso qua dentro. Mami, 40 di 40 notti a San Vitura c'ha i pot, dormi de campi e de malat. A te la linea.
Ti stavo per la... Grazie Lorenz, le 19:05 minuti e 40 secondi sulle magiche ode di Radio Libertà. Avete ascoltato Nanni Svampa con Mamì del 1972 e quindi noi dobbiamo recuperare, sigla inclusa, lo dico per il nostro Lorenz, La grande città di Carla De Bernardi. Lunedì, sapete, abbiamo trasformato la puntata in una diretta che è stata sulle elezioni regionali in Liguria e naturalmente non abbiamo potuto apprezzare Carla De Bernardi e il suo bellissimo La grande città, che è anche il titolo del suo libro con cui ci porta a spasso per Milano. Allora Lorenz, se sei pronto, stasera con la nostra Carla ce ne andiamo dritti al Famedio, quindi sigla e poi La grande città con Carla De Bernardi. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Per un documento. E allora, questa sera torna e finalmente di nuovo visibile, grazie ai miracoli dell'informatica, la nostra Carla De Bernardi per La grande città. Allora, Carla, intanto grazie come sempre del tuo tempo e della tua cortesia, ma quello che ti volevo chiedere è una parola che all'ascoltatore di Catanzaro Lido o per esempio di Pibbione o di Canicattì è ignoto. Che cos'è il Famedio, Carla? Allora, intanto voglio dire che non è il computer, non è il trionfo della tecnologia, ma il trionfo del bancomat, per cui ho dovuto ricomprarlo. Oh signor, non vogliamo, intanto io sto condividendo, come vedi, le immagini del Famedio per i nostri ascoltatori. Cos'è? Infatti, perché io ovviamente, essendo da ormai 15 anni una frequentatrice assidua del cimitero da viva, Sì. do come per scontato che tutti sappiano che a Milano esiste il Monumentale, che esiste il Famedio, no? Il Famedio, tu hai mandato una foto, è una grande costruzione, il cui nome Famedio significa Fama Edes, il Tempio della Fama. Eccolo qua. È una costruzione eclettica in uno stile molto particolare che è stato inventato a suo tempo dall'architetto Carlo Macciachini, che ha fatto questa specie di... doveva essere una chiesa, no? Al posto del pinnacolo centrale ci doveva essere la croce. Ed era fatta proprio con lo schema a capanna delle chiese romaniche lombarde. Però, vedi che c'è anche un rosone romanico, però poi queste bande di marmo rosso, pietra rossa Simona, che si trova solo in Val Camonica, a Bergamo, e marmo Botticino di Brescia, quindi quella Bergamo-Brescia, che invece richiama più il Duomo di Pisa, l'antichissimo Duomo di Pisa, o anche certe edifici in Liguria, no? Sì, tipo Santa Margherita a Vernazza. Questa forma a capanna c'è però poi un tiburio ottagonale. A Macciachini piaceva molto l'8 perché l'8 è il numero dell'infinito, se lo rovesci è l'infinito, e lui era un esoterico perché era un massone, quindi gli piacevano tutte queste cose un po' particolari. Questa costruzione ha 2 ali porticate, di cui non lo si vede, ma si protendono poi verso la città, come se la volessero abbracciare. C'è una grande scalinata che ne fa anche in questo, come riferimento, un palazzo rinascimentale, no? Con la grande scalinata, tu immagina nell'Ottocento che arrivavano le carrozze con i cavalli morelli, con le piume, come si chiamano, i ciuffi sulla testa, e i paramenti scuri, e scodellavano delle signore elegantissime vestite di nero che andavano a celebrare i defunti. Questa costruzione viene inaugurata insieme a tutto il resto del cimitero il 2 novembre del 1866. E all'inizio deve essere una chiesa. In realtà poi dopo, nel 1869, si istituisce una commissione
voluta anche dal progettista e poi dai notabili milanesi, perché a Milano c'era già stato il Beauharnais, il governatore Beauharnais, il principe Beauharnais, che era cognato di Napoleone, Sì. cognato o genero? Sai che ogni tanto io vado in tilt su come dico una cosa, poi dico, oddio, ho detto una stupidaggine. Comunque, No, in parentesi, Giuseppina de Beauharnais era la sua signora, quindi è suo cognato. è suo cognato. Il buon Beauharnais voleva fare un Pantheon alla maniera di quello parigino, perché Napoleone di Milano voleva fare una succursale di Parigi, contrariamente agli austriaci che volevano tenerla compressa perché non facesse concorrenza a Vienna. Sì. Napoleone voleva invece che Milano diventasse una Parigi e quindi ha fatto l'Arena, l'Arco di Trionfo, tutte quelle belle robe lì. Voleva fare un Pantheon, il Beauharnais, però poi sappiamo che Napoleone va a casa e quindi il Pantheon non si fa. Però nel 1869, 3 anni dopo l'inaugurazione del cimitero, che avviene proprio il 2 novembre del 66, ecco che si decide, una commissione si riunisce e decide di fare di questa chiesa un tempio laico per celebrare i milanesi illustri e benemeriti. Quindi si toglie la croce e all'interno si lascia la suddivisione, la pianta ovviamente a croce greca, ma lo si allestisce proprio come una specie di teatro dove celebrare le persone importanti, che non devono essere necessariamente, Antonino, nate a Milano o milanesi di origine, possono anche venire da fuori, come Quasimodo, per esempio, che è sepolto al Famedio, ma devono aver fatto qualcosa di importante per la nostra città. E gli illustri sono i più importanti, i benemeriti un pochino meno. Ed ecco che il Famedio è fatto da 2 parti. Una parte superiore, il Salone del Famedio, dove ci sono 7 persone, tra cui una sola donna che è Carla Fracci. Questi sono sepolti, questi 8. E Manzoni in mezzo, e tu l'hai ben fatto vedere Eccolo adesso, qui. Luca Manzoni in mezzo proprio, Don Lesander, Luca Beltrami, che era il sovrintendente di Milano, quello che praticamente a fine 800, primi 900 ha restaurato tutta Milano, Luca Beltrami è quello lì. Poi c'è Cattaneo, c'è Quasimodo, c'è Munari, c'è Carlo Forlanini, non quello Cattaneo è il qua in fondo, eccolo qua, si vede nella foto. di Cattaneo, esatto, il secondo che arriva dopo Manzoni. E poi c'è Forlanini e c'è Munari, te l'ho già detto, l'altro è come si chiama? Ho detto la Fracci. La Fracci sì, è l'unica donna, no? Ma c'è un esule dall'Istria che diventa poi un importantissimo personaggio politico degli anni in cui si crea la Costituzione, Leo Valiani. Ah, Leo Valiani. Poi sotto questo salone c'è una cripta dove ci sono invece una 70ina di persone e lì le donne si sprecano perché c'è Alda Merini, c'è Franca Rame, c'è Onorina Brambilla che era la compagna, la moglie del comandante Visone, 2 partigiani molto coraggiosi, c'è Nera che era una scrittrice, c'è una cantante lirica fantastica che è come si chiama? Ma sai che ogni tanto ho veramente dei buchi nella memoria che mio papà diceva mi sbattezzerei, Magda Oliviero, che è morta a 101 anni e a 100 ancora cantava, insomma un sacco di donne. Lì sopra c'è solo Carla. Qui vedete un omino, simpatico signore con cui ho fatto 2 chiacchiere un paio d'anni fa e poi l'ho fotografato, che scrive su queste grandi lastre di marmo il nome di quelli che vengono nominati ogni anno. Il 2 novembre per l'appunto si scopre la lapide e vengono fuori i nomi degli illustri dei benemeriti. Tieni presente che rispetto al regolamento fatto nel 1884 c'è come si dice, non viene rispettato perché sia nell'84 che nel 1904 viene ribadito che per essere nominato devi essere morto da 10 anni. Questo io penso che l'avessero fatto per evitare che poi salta fuori che sei un birbante, no? Nel corso di 10 anni. Quando muori sono tutti belli e bravi e coraggiosi e eroici, poi dopo scopri che aveva qualche Esatto. E quindi, però questa cosa non viene più rispettata. Per cui quest'anno, per esempio, verranno nominate nel Famedio anche delle persone appena morte. Dopo ti dirò i nomi, però non ti dirò chi sono, perché lo diremo la settimana prossima, perché io il 2 novembre
andrò alla cerimonia, ho l'onore come presidente degli Amici del Monumentale di essere invitata a questa cerimonia, in cui cosa succede? C'è un concertino iniziale, poi c'è il sindaco che dice le sue, che fa la ruota del pavone, poi c'è la presidentessa, adesso è una donna del Consiglio Comunale, che elenca le persone premiate con questa onorificenza e dice perché. Perché è il Consiglio Comunale che decide. In realtà, non so se avevi seguito le polemiche, con una specie di manuale Cencelli, cioè chi ha più potere nel Consiglio Comunale nomina più persone, e chi ha meno potere ne nomina meno. E questo qui è una cosa che si vorrebbe modificare perché non è proprio giusto, no? Così come Infatti. secondo me non è giusto che vengano nominati quelli morti l'altro ieri, perché se tu non hai fatto in tempo a morire entro ottobre, non riesci ad andare al Famedio e l'anno dopo ce ne sono degli altri, quindi che ti scalzano, no? Questa stavo facendo un po' di macabra ironia. Comunque questo ragazzo sta scrivendo, prima incide il marmo e poi con lo smalto marrone scrive il nome. Ma Allora, lui lo incide a mano libera o ha delle formine? no, a mano libera, perché l'ho visto lavorare. Perché Adesso questo non è so un se questo. carattere graziato, tra l'altro, non è facile da fare. Le No, ma grazie lui nel carattere sono quei fregi in alto e in basso, per capirci. Ah, ok, ho capito. Va bene. Vedi? Allora, il Famedio è diviso in 3 fasce. Nella fascia più alta ci sono quelli illustri e benemeriti dall'inizio di Milano, quindi per esempio hai i Visconti, gli Sforza, Leonardo da Vinci, quella gente lì, fino al 1750. Poi è una fascia intermedia, 1750-1850, e poi la fascia questa che vedi, che il Sì. ragazzo sta facendo, che è perimetrale, poco sopra il pavimento, e lì dal 1850 ad oggi, e lì c'è il mondo. Ci sono scrittori, poeti, musicisti, qualche politico, stilisti, attori, non so, C'è Mariangela pure la Melato. buonanima di Franco Bonprezzi, con cui io lavoravo ad Affari Italiani. Lui era Eh, tipo nel sociale, Franco Bonprezzi, pace all'anima sua. Esattamente, e che anno ne Finito vengono nel aggiunti. paradiso. E adesso quest'anno ti dico, io leggo i nomi di chi vengono aggiunti, poi Sì. però la settimana prossima diremo le varie cose. Allora, Enzo Baldoni, questo nome forse a qualcuno dirà parecchio. Sì. Luigi Calabresi, ecco, in questo caso è rispettato il limite dei 10 anni. Dopo 52 anni, Esatto, direi. finalmente si sono decisi, anche perché lo sappiamo che verso Calabresi fu commessa una grande ingiustizia, no? Eh, Decisamente. Poi c'è Maurizio Pollini, che invece è morto un paio d'anni fa, credo, il pianista. Sì. Italo Rota è appena morto, poi diremo chi era, perché non sono nomi così conosciuti. Poi ci sono delle donne, Marialda Bencini, Irene Camber, Maria Bianca Citta, Anna Gastel, Franca Nutti, Laura Perini e un giornalista famoso che si chiama Giuseppe Turani. E poi un certo signore Stoppani, che poi anche questo vi dirò la settimana prossima chi era, perché adesso non vi voglio togliere la suspense. sorpresa di settimana prossima, quando vi racconterò la cerimonia, perché sarò andata. Allora, nella cerimonia cosa succede? Ci sono tutte delle sedie, un settore è riservato ai parenti, se ci sono, delle persone nominate, no? Che sono orgogliosissime, giustamente. Poi c'è un settore riservato alle autorità, ci sono, come si chiamano, persone delle forze armate, alti gradi, generali, ecclesiastici, anche quelli sommi, di sommo grado, e poi ci C'è sono anche delle persone. l'arcivescovo di Milano? Ma l'arcivescovo non credo che venga, mi sembra di no. L'arcivescovo però dice la messa il giorno prima, di solito, nel retro del Famedio. E, e poi ci sono tutta una serie di persone invitate, commoners come me, che hanno però qualcosa a che fare col cimitero o col Monumentale o con Milano. Per cui diciamo che io, in quanto presidente dell'Associazione Amici del Monumentale, ce l'ho un po' di diritto, anche se i primi anni non mi invitavano. Poi un giorno ho detto: ma signori, scusate, ma perché non mi invitate? E detto meglio. E da quell'anno lì mi invitano. Quindi vado perché è una cortesia andare, non è una cerimonia particolarmente intrigante, perché insomma, Chiaro.
Però, insomma, poi incontri un sacco di amici, di studiosi, di personalità di vario genere, poi ci sono gli assessori, ci sono i consiglieri comunali per l'appunto. Insomma, diciamo che è un momento di mondanità cimiteriale, posso definirla così. Mi piace molto come definizione, mondanità cimiteriale, è bellissimo. È un momento di mondanità cimiteriale e quindi io ci andrò. E settimana prossima vi racconterò. Abbiamo ancora tempo o abbiamo finito? No, abbiamo tutto il tempo che vuoi, quindi. Ma perché quanto dura questa trasmissione? Questa ora ne dura fino a 25, per cui ne Ah, hai ecco, questo ancora. l'avevi detto, per cui io non mi sono preparata in maniera particolare per stare in onda 25 minuti, e per cui per me adesso io mi ero tarata con Giulio, che a un certo punto capivo che era finita ed era più o meno adesso, sarà passato un quarto d'ora? 14 minuti e 12 adesso. Ecco, io adesso a questo punto qui con Giulio chiudevamo, anzi solitamente mi tagliava bruscamente ma con gentilezza e quindi io sono tarata sul quarto d'ora, quindi adesso facciamo così, la settimana prossima troviamo degli altri argomenti. No, Adesso ho vi una dico, domanda io per te invece. Come tutte le cose umane, naturalmente immagino che il Famedio abbia un limite di capienza. Fino a quando sarà possibile, per esempio, inserire i nomi? Perché immagino che le lapidi non si possano togliere. no, guarda, ce ne sono, allora ce ne sono parecchie proprio nella fascia perimetrale ancora vuote e lì ci staranno nomi ma, diciamo forse non una decina d'anni, ma parecchi anni. E poi ci sono altri spazi che possono essere utilizzati e quindi quando saranno finiti non credo che andranno a cancellare i vecchi e quindi no, spazi ce ne sono. Poi devi pensare anche che la più grande onorificenza non è essere scritti sulle pareti, ma essere sepolti nel Famedio. Quindi, come ti dicevo, al piano superiore è arrivata Carla Fracci nel 2021-22, quando è morta, adesso non Sì, mi ricordo. 20? credo Sì, 2021, non vorrei è sbagliarmi. arrivata l'anno dopo. Però per anni e anni e anni c'erano solo quei 7 maschietti che ti ho detto. Manzoni all'inizio era in fondo al Famedio a terra e poi l'hanno issato su quel piedistallo che tu hai fatto vedere, che è un piedistallo che è stato fatto, scolpito da un grande artista del Monumentale che ha fatto le tombe più belle, alcune delle tombe più belle, che si chiama Giannino Castiglioni, e ha fatto questo bellissimo basamento in bronzo dove da un lato è ritratta la scrittura con la S maiuscola, che però impersona anche la storia, impersona anche la fama. E infatti poi nel vestito si nasconde una piccola civetta che è l'animale totem di Palla di Atena, la dea della sapienza, no? Poi ci Sì. sono degli angeli, c'è un tondo col viso di profilo di Alessandro Manzoni. No, la cosa divertente è che quando l'hanno messo negli anni appunto 50-55, adesso non ricordo con esattezza, su questo piedistallo, l'hanno dovuto issare e nell'issarlo hanno pensato bene di togliere il coperchio del sarcofago di marmo, che se tu fai ripassare un attimo la foto, si Sì, vede le come fa. riprendiamo subito, un momento che Ce le devo. l'hai? Sì, le riapro subito e ci siamo. Facciamo vedere che c'è un coperchio a tettuccio di marmo molto pesante che hanno pensato bene di togliere perché non cadesse, sai, metti che il sarcofago avesse uno scivolone e il timore Certo. era che questo coperchio potesse cadere. Però successe un fenomeno che è ancora ricordato come. Ah, ecco, poi ti parlo di Toscanini, eccolo qua. Eccolo Vedi? qua, Manzoni, Lo sì. sopra è il sarcofago e Ha quello sto sotto è il coperchione enorme. basamento. Vedi? Si vede Sì, sulla destra la Sapienza, la Palla di Atena, poi gli angeli, dall'altra parte c'è il profilo di Manzoni. sì, E tolsero questo coperchio per issare questo sarcofago pesantissimo. Però cosa successe? Che quel giorno dal rosone romanico della facciata entrò un raggio di sole che colpì una ticca di vetro. Manzoni era sotto un vetro o un cristallo, adesso non sì, so se vetro o cristallo, presumo cristallo, vestito di tutto punto con un abito da teatro, da abito chic, una marsina, sì, persino i guanti aveva e niente meno. questo raggio di sole
fece sì che gli operai che stavano facendo questa operazione credettero di vedere Manzoni muoversi, perché questo raggio di sole fece un effetto ottico, per cui Sì. loro scapparono urlando dicendo che Manzoni stava risorgendo, cosa che ovviamente non era vera. Dopodiché chiusero di nuovo il sarcofago e adesso è lì. Quello che ti volevo dire, invece, io ho mandato una foto che poi tu hai Sì, fatto vedere, adesso la ripeschi, magari se riesci, di Arturo subito. Toscanini. Perché c'è Arturo Sì. Toscanini? Aspetta un attimo che dobbiamo ricorrere alle arti magiche, eccole qui, ecco. Eccolo qua, vedi, il Famedio è parato a lutto. In Sì, alto si vede la data, Milano 1901, febbraio 3. Sono i funerali di Giuseppe Verdi, perché Giuseppe infatti. Verdi ebbe un primo funerale che fu portato al Monumentale, dove c'era la sua moglie Giuseppina Strepponi, che era già morta da un po', e sta lì un mesetto, perché lui voleva poi andare alla casa di riposo, che ha finanziato, non era pronta. Non era pronto perché lui non voleva essere ringraziato e quindi ha detto io non la voglio finire e inaugurare in vita. Di fronte a questa bellissima casa di riposo che c'è a Milano in Piazza Buonarroti c'è un bellissimo Giuseppe Verdi in bronzo in piedi, ieratico, molto, molto bello e molto, come dire, anche lui molto elegante e che guarda avanti a sé, guarda la sua creatura. Quel giorno, il febbraio del 1901, portano Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi, li portano alla casa di riposo, dove sono, riposano in una cripta, che però è una cripta, come si dice, al piano terra, non è sotterranea. No, entri e in realtà c'è una scala che scende, è tutta di mosaico, con un bellissimo mosaico simbolista. Lì ci sono Giuseppina e Giuseppe e una lapide che ricorda la prima moglie di Verdi, perché Verdi aveva avuto un'altra moglie che era morta molto giovane insieme a uno dei suoi bambini, anche lui morto piccolino, e Margherita Barezzi, e quindi c'è una lapide che ricorda Margherita Barezzi. E poi ci sono, il cui corpo non è stato più trovato, era in un cimitero che è stato dismesso, invece ci sono Giuseppe e Giuseppina. E questa cripta è visitabile, io consiglio a tutti i milanesi o chi viene a Milano per farsi un giro di non andare soltanto nel triangolo della moda o quadrilatero che sia, o triangolo del Bermude, e di andare a fare un salto in Piazza Buonarroti a vedere sia il monumento di Giuseppe Verdi che questa bellissima cripta. Quel giorno, per il secondo funerale, quindi il primo funerale porta Verdi al Monumentale, dall'hotel Grand Hotel de Milan, dove lui muore in una camera d'albergo in via Manzoni. Lo portano al cimitero con un funerale piuttosto semplice, senza sfarzo, e invece quel giorno lì lo mettono su un carro con tanti cavalli morelli, per l'appunto, il feretro suo di Giuseppina, coperti dalla bandiera, presumo la bandiera sabauda, perché c'è Sabauda, perché Certo. c'è ancora il Regno Era un d'Italia nel regno l'Italia, 1901. certo. Ecco, e li portano via. E Toscanini, che è giovanissimo, ha 30 anni, lo si vede nella foto, schiera sulla scalinata del Famedio 900 coristi e sulla specie di pianerottolo dove finisce la scalinata 180 strumentisti e intonano il Va pensiero dal Nabucco, che è una delle Meraviglioso. opere più famose di... Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Verdi, ed è un'area struggente, no? Perché è un'area di dolore, di nostalgia, gli ebrei Sì. che lasciano la loro terra, quindi è veramente una partitura commovente. E quindi Toscanini, un giovane Toscanini, dirige questa enorme quantità di coristi e di strumentisti che sulle note del Va pensiero Giuseppe e Giuseppina se ne vanno e vanno alla casa di riposo. Casa di riposo che allora, ancora adesso è in attività e dà appunto alloggio a persone che hanno in condizioni economiche non brillantissime, che hanno fatto nella loro vita una carriera musicale, quindi possono essere cantanti, musicisti, coristi, ed è un'istituzione proprio che volle Giuseppe Verdi e che finanziò Giuseppe Verdi. Adesso
non so che, credo che adesso appartenga al comune di Milano e non navighi in acque floridissime, però rimane un'istituzione importantissima proprio per dare asilo a queste persone che hanno dedicato la loro vita alla musica. È vero, E fanno anche concerti, aprono la casa di riposo ai visitatori, si possono andare certi giorni a visitarli, fanno degli spettacolini, quindi è veramente un'istituzione preziosa di cui Milano deve andare molto molto fiera. E Giuseppe Verdi ci ha fatto un bellissimo regalo. Giuseppe Verdi, infatti, nel Famedio è ricordato con un cenotafio. Sai cos'è un cenotafio? Tu lo sai. Cenotafio dovrebbe essere un monumento funebre, Esatto, dove però non c'è il diciamo a forma morto. di colonna, sì, che non contiene il Sì. corpo del morto. Esattamente, e quindi nel Famedio ci sono 4 cenotafi. Uno è Giuseppe Verdi, un'opera bellissima, Liberty. Poi c'è Caravaggio, che è stato messo qualche anno fa, però è strano perché Caravaggio, sì, Milano, sì, vabbè, diciamo che ci sta. Poi c'è Giuseppe Mazzini, che non è a Milano, ma è a Staglieno. E poi questi sono i 3 cenotafi. E poi ci sono 2 busti, uno di Cavour e uno di Garibaldi. E per il resto non ci sono altri monumenti, a parte Però, quelli che abbiamo visto, Cattaneo, Beltrami e Manzoni, perché la Carla Fracci non ha un monumento, ha quello che si chiama un colombaro. Anche Munari, Quasimodo, Forlanini e Valiani sono in un colombaro. I colombari sono delle tombe a muro, certo, dove all'interno e anche in cripta sono tutti colombari, non ci sono, sì, c'è il busto dell'autore di O mia bella Madonnina, che anche quello è un cenotafio perché lui non è sepolto lì. Poi c'è una testa di Hayez che invece è sepolto lì, quello del bacio, e poi c'è una statua di questa Nera, che era una scrittrice della fine Ottocento, una protofemminista, però per il resto sono tutti colombari. C'è Dario Fo, c'è Franca Rame. Mi ricordo che quando morì Franca Rame, che morì prima di Dario Fo, sì. andammo con il direttore di allora del cimitero nella cripta a guardare gli spazi, perché siccome si sapeva che fatalmente prima o poi sarebbe arrivato anche lui, perché la vita ci dice questo, no? Che dobbiamo morire tutti, Eh sì, per cui è si cappello cercò, che va in testa a tutti, dicono in Calabria. ecco, il cappello che va in testa a tutti, si cercò uno spazio per Franca Rame che avesse sopra di lei uno spazio libero, in maniera da portare lì Dario Fo. E in quel settore della cripta c'è anche, proprio nello stesso settore, c'è Enzo Iannacci, e Tutto tra amici. nell'altro ramo della cripta c'è Giorgio Gaber. E non so se tu hai Meraviglioso. presente quella bellissima foto di Gaber, Iannacci e Fo che Sì, ridono a crepapelle. sì. E proprio loro sono 3 simpaticoni. E qualche anno fa, noi amici del Monumentale, che siamo anche noi dei simpaticoni, abbiamo chiamato un musicista a suonare la chitarra. Peraltro era il fratello dell'ex sindaco Pillitteri, che suona la chitarra molto bene, il quale per omaggiare Gaber, Iannacci e Fo ha fatto nella cripta del Monumentale un concertino, non proprio autorizzato, però ce la siamo spassata. E nella cripta c'è ancora spazio anche nella cripta, perché deve essere nel salone su è il massimo. La cripta diciamo che è il piano B, e poi il piano C è essere nominati ma non sepolti. Sulle lapidi. Poi ci sono anche tante persone che sono nominate, ti faccio un esempio, Inge Feltrinelli per dirne Sì. una, ma che nel cimitero, nella sua tomba di famiglia, quindi non è nel Famedio, perché avendo una tomba di famiglia, è nella tomba di famiglia e nel Famedio è solo nominata. Poi c'è chi è sia nominato che sepolto, appunto Dario Fo, Iannacci, Gaber, e ogni anno inseriscono delle persone. Delle volte poi ci sono delle contestazioni, ti ricorderai forse che l'anno scorso hanno protestato un sacco di sapientoni perché non volevano che fosse iscritto il nome di Berlusconi. Sì, mi ricordo. Ecco, hanno protestato talmente, gli è andata talmente male che adesso gli hanno intitolato anche l'aeroporto. E con questo ironico ricordo, allora aspettiamo tue news dall'evento del 2 novembre. Sì, l'eterogenesi dei fini, come la chiamano sempre i sapientoni, no? Fai una cosa per Certo. ottenere un risultato e ti si rivolta contro.
È un grande classico, mia cara. Allora, Carla. Grazie di questa bellissima conversazione e la settimana prossima vi racconto di questa cerimonia, se c'è qualcosa da raccontare, che ho visto, questa appunto mondanità cimiteriale, come l'ho chiamata. Al piacere di ritrovarci, grazie. Grazie Antonino. Senti, volevo dirti, ieri ha compiuto gli anni la nostra comune amica Paola D'Amico. Le facciamo gli auguri, ci mancherebbe. Ecco, io glieli ho fatti, ho visto che glieli hai fatti anche tu, però mi fa piacere dirlo in diretta, che se per caso ci sta ascoltando, auguri Paola. Auguroni. Auguri. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. È la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo. Arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. A te la linea. Grazie Lorenz, l'elegante Malika Yan con Telefonami, anno di grazia 2021 alle 19:39 minuti e 45 secondi per questa puntata numero 874 di Zoom, oggi 31 di ottobre dell'anno del Signore 2024. Antonino Danna al microfono con voi, da questo momento il telefono è aperto, abbiamo ancora 10 minuti circa davanti a noi, 0292947222 se volete intervenire, oppure 340 670 9659
se avete voglia di essere dei nostri attraverso la zappa o il WhatsApp. Diamo un'occhiata, tra l'altro mancano 5 giorni ormai alle elezioni in America e i giochi sembrerebbero fatti, non diciamo niente, va bene? Non diciamo niente. Dunque, l'ADN Kronos apre con l'alluvione in Spagna, almeno 158 morti, l'allarme non è finita, state a casa, corpi nelle auto e nei garage, in migliaia ancora senza elettricità, molte le strade chiuse, il servizio ferroviario rimane sospeso. Sanchez, restate a casa. Ancora Harris Trump, testa a testa in Georgia e North Carolina, l'ultimo sondaggio, la Dem e il Tycoon praticamente appaiati nei due stati battleground, cioè campo di battaglia del sud, che potrebbero rivelarsi decisivi per la vittoria finale. Il momento è solenne ed è anche drammatico per quanto riguarda Israele. Netanyahu avverte: Israele può raggiungere qualsiasi luogo in Iran. Il discorso alla cerimonia di chiusura del corso per ufficiali delle IDF, le forze armate israeliane, ma la risposta di Teheran, replica l'Iran, sarà brutale. Ancora l'Umbria, fondi di sviluppo rurale, il PM di Perugia chiede l'archiviazione per la Tesei e l'assessore. Gemmato, polemiche sul sottosegretario, ma lui sinistra bugiarda, nessun conflitto di interesse. La replica agli attacchi delle opposizioni: il 10% di una società senza averne alcuna responsabilità di gestione. Schlein non può rimanere un minuto di più. Covid, morì dopo il vaccino, procura di Genova chiede il processo per i medici di Lavagna. La ricorderete, la povera Camilla Canepa fu stroncata da una trombocitopenia trombotica indotta. Allora andiamo a vedere questa notizia, eccola qua. La procura di Genova, scrive l'ADN Kronos, ha chiesto il rinvio a giudizio per alcuni medici dell'ospedale di Lavagna indicati per la gestione del caso di Camilla Canepa, la giovane morta dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. La vicenda, avvenuta nel giugno 2021, ha sollevato interrogativi sulla corretta applicazione delle linee guida per il riconoscimento della sindrome da trombocitopenia trombotica indotta da vaccino. Secondo l'accusa, i medici avrebbero agito con negligenza e imprudenza, omettendo esami essenziali per diagnosticare la patologia che ha portato al decesso della paziente. Nonostante la presenza di sintomi compatibili appunto con questa trombocitopenia, tra cui un forte mal di testa persistente e una recente vaccinazione con AstraZeneca, non sarebbero stati condotti esami specifici come il dosaggio del didimero e gli anticorpi antieparina PF4. Oltre all'omicidio colposo, viene contestato anche il reato di falso in atto pubblico per la mancata indicazione del vaccino anti-Covid nella cartella clinica della paziente. Gli atti sono stati depositati, la procura ha chiesto formalmente il processo. I difensori dei medici potranno ora presentare memorie difensive e chiedere ulteriori accertamenti entro il termine previsto. Ci sono 2 telefonate, le prendiamo. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, Alberto dal Veneto. Intanto vi voglio ringraziare perché sono in coda nella 4 e siete l'unico faro che mi dà un po' di gioia nelle prossime 3 ore per arrivare nella patria Veneto da Milano. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che sono grato. Dimmi. Molto bene. La seconda cosa è che sono impaziente per sapere, come tutti voi, se Trump vincerà le elezioni, perché se Trump vince le elezioni, con l'Europa della von der Leyen ci divertiamo, iniziamo a fare un po' di dazi per le macchine, iniziamo a dire volete venderci le macchine, iniziate a produrle in America, un po' di sovranismo per tutti che sarebbe bellissimo da vedere, bellissimo, con i tedeschi che non vogliono i dazi per la Cina, ma ovviamente adesso il CFO di Porsche che ieri ha detto la Cina è persa, cioè il 30% del mercato Porsche è perso, e a chi pensate di venderle le Porsche? Guarda, quindi tutte cose che ci faranno divertire con i tuoi commenti e quelli di Carlo, e quindi io spero tanto che vinca perché avremo da divertirci.
Un Ma saluto guarda, a tutti e io viva la spero libertà. e prego che vinca per un motivo, sai qual è il fatto, Alberto? La concretezza. Cioè, ma tu davvero vuoi passare 4 anni a sentire una presidentessa americana che parla di diritti riproduttivi mentre il mondo balla sull'orlo di una guerra mondiale? Cioè, tu li faresti 4 anni così? Dimmi la verità. Io no. Allora, vi faccio vedere una cosa che ho girato ora sulla zappa della radio. Chiedo scusa all'amico in coda per la seconda telefonata, però vi voglio fare vedere questa cosa qua. Allora, questa è un'immagine che è stata pubblicata oggi pomeriggio dalla Fondazione Nixon che gestisce la biblioteca presidenziale di Richard Nixon a Yorba Linda in California. Bene, c'è questa frase dell'ex presidente americano che è stato il miglior presidente americano per quanto riguarda soprattutto la politica estera nella seconda metà del XX secolo. Se permettiamo che la nostra forza, che in quanto tale è superiore a tutti, divenga seconda agli altri, eccola qua, se permettiamo a quelli che minacciano la pace nel mondo di superarci, nel tempo noi genereremo delle tensioni che potrebbero portarci alla guerra, prima mostrando la nostra debolezza fisica e la nostra volontà flaccida, e secondo, dando la possibilità a un aggressore di assumersi dei rischi che potrebbero obbligarci a rispondere. Ora pensate a tutte le cazzate che ha inanellato Joe Biden dalla fuga dall'Afghanistan in poi, guerra dell'Ucraina e tutto il resto, e ditemi se non è come diceva lui. Ragionate su questo. Mi permetto di dirvi all'Arbore, meditate gente, meditate. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì, ciao Mario. Purtroppo Nixon è un presidente molto sottovalutato e infamato dalla storia. Parole sante, fratello. Ma tra una cinquantina d'anni, come al solito, queste cose devono passare molte generazioni, sarà rivalutato. Ah, voglia. Io penso una cosa, che il mondo e soprattutto l'Occidente ne ha piene le palle delle guerre, è l'unico che le può concludere, perché è uno che farà tante guerre ma commerciali, non con i cannoni. Trump è uno che ha l'animo da mercante e si accorda su tutto. Intanto finirebbe in pochi mesi la guerra in Ucraina e già chiudiamo un fronte, sì. E quindi in Europa è l'accordo. Poi si metterà pure d'accordo con Netanyahu e l'unico motivo di conflitto sarà Taiwan, ma lì lui, siccome è un mercante, si metterà anche d'accordo con la Cina. Cioè, a questo punto tu ti immagini se fosse disgraziatamente eletta, no? Tu sei un ragazzo intelligente, la vispa Teresa Ridanciana, no? Che va a trattare va a trattare con gente con tanto di pelo sullo stomaco, cioè l'ex capo del KGB Putin, un vecchio burocrate comunista come Xi Jinping. Ci mandiamo quella che gli dirà: mi manda Taylor Swift, mi manda George Clooney, mi manda Michelle Obama. Cioè, a questi vecchi volponi, no? Figli di buona donna che non finiscono mai, ci vuole un altro figlio di buona donna che sappia trattare. Quello si è messo d'accordo, se non lo fermava il Pentagono, si era messo d'accordo pure col cicciobello della Corea del Nord. Cioè, il mio timore, lo sai qual è, Danna? Il mio timore è che il complesso militare industriale è tutto, c'ha bisogno, come diceva Robert Kennedy, che sta appoggiando Trump in questa, c'ha bisogno di una guerra ogni 5 anni. E quello è il motivo per cui hanno fatto fuori Kennedy e hanno fatto fuori altri personaggi. Cioè, quello che l'America vive sulle guerre, il Pentagono vive sulle guerre, lo diceva un generale, Eisenhower, te lo ricordi, no? Sul complesso militare industriale. Il discorso nel suo farewell address, il discorso di commiato dalla Casa Bianca. Esatto. Io temo per la vita di Trump, io non lo so, io penso che ci riproveranno un'altra volta, e ricordati sempre che ci sono 3 mesi di passaggio da novembre a gennaio, e in quei 3 mesi sai, un incidente, una caduta in bagno, una cosa che per me non lo fanno diventare, cioè lui probabilmente vincerà le elezioni,
ma non lo faranno diventare presidente perché gli interessi che sono contro di lui sono troppi, molteplici e non vanno nella sua direzione. Lo potrà sostenere Robert Kennedy, che in questa campagna elettorale, chiudo, da tutta l'altra famiglia Kennedy viene preso come un matto, un complottista, perché ha scoperto tutti quanti gli affarusci di Big Pharma, dei vaccini e di tutta questa roba qua. E quindi uno lo faranno fuori e l'altro pure forse. Questa è la mia idea, non so che gli altri sei fatto tu. Ciao. Guarda, l'idea è che certamente c'è qualcuno che non lo ama. Detto ciò, però, sai, una presidenza non è fatta solo dal singolo uomo, è fatta anche dallo staff di cui egli si circonda. La questione Kennedy è un po' più complicata, non è tanto la questione del Vietnam quanto gli affari sporchi del padre di Kennedy con la mafia italo-americana, per cui lì è una vicenda di tutt'altro segno. È vero che c'è un complesso bellico-militare industriale che chiaramente reclama il suo peso nella società americana. È altrettanto vero che probabilmente l'unica guerra che Trump non potrà evitare sarà quella che coinvolgerà direttamente Israele con l'Iran, anche perché l'attacco iraniano a quanto pare potrebbe arrivare ben prima delle elezioni del 5 novembre, quindi abbiamo davanti a noi una settimana, nemmeno 4-5 giorni, 72 ore, 96 ore, in cui la storia potrebbe ancora una volta presentarci un ribaltone completo, un rovesciamento totale della situazione. Quindi gente, stiamo a Cuorti, stiamo in campana, anche perché quando Netanyahu ha detto chiaramente che l'Iran non si può dotare di armi nucleari, quindi stavolta l'obiettivo sarà fare fuori la capacità nucleare iraniana. Israele l'ha fatto con un attacco a sorpresa contro l'Iraq di Saddam Hussein nel 1982. La storia è maestra di vita. Chissà che non succeda un altro attacco a sorpresa o che Teheran provi a prevenire Tel Aviv con un suo attacco missilistico, nel qual caso però credo che per il regime degli Ayatollah segnerebbe veramente la fine. Vedremo che cosa succederà. E Trump o non Trump, questa confrontation, questo scontro, io temo che ci sarà. Poi non ho la sfera di cristallo e non so dirvi, però quello che ha detto oggi appunto Netanyahu, e cioè che Israele oggi ha più libertà d'azione nell'Iran di quanta ne abbia mai avuta e può raggiungere qualsiasi luogo in Iran se necessario, è un avviso non da poco, ed è un avviso del quale tutti nel mondo dovremo tenere conto e con cui dovremo fare i conti. Va bene, abbiamo finito, ci salutiamo con la dura legge del gol degli 883, anno di grazia 1997, grazie per essere stati con noi, domani la radio è chiusa, quindi passate un buon ponte di Ogni Santi e dei Morti, se volete ci si ritrova sabato mattina per il garage dell'Alfista alle 9:30 oppure lunedì prossimo alle 18:05 sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.